Penso che la soddisfazione più grossa, ma anche sia quella, siccome so come è stata mia madre, quando io ero piccolo, come poteva stare, da ragazzo le soddisfazioni non le ho avute, né io né la mia famiglia, vedevo come stavano e stavano certo molto bene. Adesso che invece le soddisfazioni le potevo dare io, invece c'è nessuno. Mancano 10 minuti alla fine della partita, il Cagliari è in controllo e il Domingo, polemico ex perché Dominghini era dell'Inter e gioca col Cagliari e Boninsegni era del Cagliari e gioca con l'Inter, si presenta davanti a Vieri, pressoché da solo, scavo di destro e palla che sta entrando in porta. Riva la segue, potrebbe tranquillamente toccarla e segnare lui il terzo gol, ma quel pallone è del Domingo, quel gol è del Domingo e lui lo accompagna soltanto in porta. Poi vorrebbe tirar fuori il pallone dalla rete, ma è un po' complicato perché la rete è tanto profonda, infatti abbandona, ma si ricorda che lui è un capo Cheyenne e quindi torna indietro, lo trova il pallone, fa 1, 2, 3 passi, pum, con sinistro atomico, come se volesse che quel pallone cadesse in Sardegna dove tutti stanno ascoltando la partita alla radio. Fabrizio ha potuto mordere Genova fino ai 34 anni, poi anche lui ha pensato che l'isola fosse la dimensione più idonea per la sua anima inquieta. L'acqua ipnotizza entrambi e a un certo punto sembra quasi che per un gioco con delle regole non scritte Fabrizio stia scrivendo la storia di entrambi e la sua firma è un drappo blu, color del mare. E poi sospeso tra i